Direttore Fondazione Zancan, dice, la questione riguarda ovviamente i tagli a questo punto, perché da qualche Sì. parte, io prendo sempre quello che diceva il vicepresidente Lunghi, i soldi bisogna trovarli e se non li trovo vado a tagliare. Voi avete fatto un'analisi molto attenta e Sì, dettagliata della questione sociale, delle nuove povertà, delle povertà emergenti, di numeri spaventosi che emergono sì. anche nel Veneto. In due parole, ponga la questione ai nostri interlocutori, che poi devo passare la parola a Elisa Findurini che deve scappare via. Allora, quanti soldi noi abbiamo a disposizione? 114 milioni di euro per la povertà estrema e per il disagio sociale, su circa 560 milioni di spesa complessiva sociale dei comuni. A questo punto, buona parte di questi soldi, 114 milioni, sono dati come trasferimenti economici, nastro trasportatore di trasferimenti, cioè spesa socialmente inutile, perché serve se a coprire il momento del pronto intervento sociale, ma non serve, anzi diventa passivizzante, cioè creo degli assistiti, se continuo dopo il momento del pronto intervento. Perché i comuni non vogliono accettare questa roba e non vogliono resettare e ripartire con un approccio che non sia più a costo ma a investimento? Elisa Venturini. Sì, io parlo magari per la mia situazione, poi dipende dal comune. Ad Assolutamente. esempio nel fatto di dare un contributo alla famiglia che può essere in difficoltà economica, magari le si chiede in cambio un'attività per il comune, non so, un qualche servizio che viene dato, che quindi, Quindi voi già lo fate? ricade sulla collettività, quindi così soldi a fondo perduto con molta difficoltà vengono dati. È chiaro che se tu hai invece il provvedimento, a parte l'autorità giudiziaria che ti dice che devi inserire in struttura dei bambini, devi corrispondere alla retta, non è che puoi fare diversamente, quindi tante volte sei anche molto vincolato come comune. Al di là di questo c'è una riflessione da fare, ma dipende proprio dalla mentalità che noi abbiamo italiana. Ad esempio in Austria si dà molto poco in termini di ammortizzatori. Pensiamo ad esempio, non lo so, ai sussidi legati alla disoccupazione piuttosto che le casse integrazioni, perché la loro politica cos'è? Quella di potenziare quelli che per noi sono i centri per l'impiego, gli uffici di collocamento. Loro dicono: se noi investiamo sul personale che lavora all'interno di questi uffici, abbiamo più possibilità di collocare gente nel mercato. Quindi è un tipo di attività che è proattiva. Non viene dato quindi al disoccupato il sussidio, ma viene invece potenziata la struttura che deve aiutare il disoccupato, quindi prendendolo in carico per trovare lavoro. In Italia invece non è così. Quindi cosa si sta facendo invece? Cosa si fa? Allora si smantellano le province e i centri per l'impiego, vedremo come verranno riorganizzati, non c'è personale perché sono tutti tirati all'osso e quindi con più difficoltà vengono inserite le persone nei luoghi di lavoro. Ecco, quindi questo per dirvi che cosa? Che bisogna anche cambiare mentalità da parte del nostro paese. Bisogna capire che i soldi non vengono dati a pioggia, ma che magari bisogna investire su strutture, su politiche invece di attività, proprio Che è per quello che coinvolgere diceva le l'analisi. persone, esattamente. Ma questo parte soprattutto, per carità, le nostre piccole pratiche comunali, però dovrebbe partire a livello nazionale, con delle politiche lavorative completamente diverse da quelle che sono state portate avanti fino adesso. Chiarissimo. No, io Che- dico una cosa, rispetto al Veneto c'è un dato che riguarda la spesa sociale, del quale non possiamo far finta, so che è spiacevole dirlo perché è poco, crea poca condivisione tra la gente, però bisogna riconoscere che il Veneto ha fatto una scelta che secondo me è stata sbagliata. Ha tolto risorse al sociale e le ha date alla parte più ricca di questa regione, perché con la scelta sull'addizionale IRPEF, che pagavano solo il 10% della popolazione, la parte più ricca, in Lombardia non hanno fatto questa scelta, in Piemonte non hanno fatto questa scelta, in Emilia-Romagna non hanno fatto questa scelta. Noi abbiamo rinunciato a qualcosa come 750 milioni in 5 anni, che erano direzionati verso il sociale, quindi verso i comuni essenzialmente, e verso il sanitario. È una rinuncia che stiamo pagando caro. Ho questa sensazione che sarebbe costata meno a quel 10% di popolazione più ricca, che diventa sempre più ricca, fra l'altro, secondo tutti gli studi. Quello che Purtroppo succederà con gli 80 euro. si allarga la forbice. No, ma quella almeno è andata a dare risorse Hanno verso tolto il basso. l'addizionale, hanno sbagliato. Ma l'ha data Lui verso ha il dato gli 80 euro, ha basso. fatto L'ha data giusto. verso il basso. E ne parleremo tra qualche anno. Secondo ragionamento, attenzione, lo dico a Elisa, siamo amici da tempo, pur essendo da parti politiche diverse. Attenzione, smettiamo di dire che le infiltrazioni mafiose non riguardano il nostro territorio. Non è così.
I comuni che sono stati sciolti negli ultimi anni sono stati in Liguria, in Piemonte, in Lombardia, a Verona c'è un'inchiesta che riguarda l''ndrangheta. Smettiamola di pensare... Però il Veneto, però. No, comuni sciolti per infiltrazioni mafiose al nord. Io ho parlato per il Veneto. E l'inchiesta sull''ndrangheta riguarda Verona. Allora, attenzione nel tenere una guardia abbassata, perché non è così. Non è così, purtroppo dobbiamo fare i conti con queste presenze criminali, tanto che la Regione Veneto ha votato all'unanimità una legge contro le infiltrazioni della criminalità, in particolar modo nel settore della gestione dei rifiuti. Ultima riflessione, noi continuiamo a ragionare con la vacca che è più magra oggi, che è quella dello Stato italiano. Non facciamo i conti con la vacca che è più grassa, che è l'Unione Europea. Allora, noi dobbiamo sciogliere un nodo. 8.000 e passa comuni, 579 nel Veneto, 8.000 passa comuni a livello nazionale, 579 nel Veneto, non sono la struttura organizzativa adatta per poter accedere ai contributi dell'Unione Europea. Allora Sapete a che posto è la Regione Veneto? 150esimo, mi pare, nelle regioni d'Europa per capacità di attrazione dei fondi dell'Unione Europea. Allora noi dobbiamo ripensare non solo al Senato, non solo alla riduzione del numero di parlamentari, a superare il bicameralismo perfetto, ma secondo me dobbiamo ripensare anche alla struttura delle regioni stesse e dei comuni, per renderle più adatte e più in grado di competere a livello europeo, dove ci possono essere fondi molto più ingenti rispetto a quelli che ti arrivano dal trasferimento dello Stato, ma ai quali non riusciamo ad accedere come riescono altre regioni d'Europa. Credo che la sfida che abbiamo di fronte sia anche questa, non solo sul terreno sociale, ma su tutti i terreni. Quindi inviterei a ragionare anche guardando a un'autoriforma che dobbiamo in qualche modo governare non solo da Roma, ma anche dal Veneto. Sei Vecchiato, dica. Sì, due considerazioni. Non c'è paese al mondo dove l'innovazione sia venuta dall'alto. È impossibile. Cioè, se c'è innovazione è perché nel suo comune, nel suo 3, 4, 5 su 500, qualcuno fa qualcosa di veramente nuovo, inedito. E quello che non è proibito si può fare. 1. 2. C'è tutta la spesa privata per prendersi cura di se stessi, delle famiglie, dei figli, degli anziani. Quanto vale nel Veneto? Allora, se la spesa pubblica per non autosufficienza vale 1,6 miliardi, quella privata noi l'abbiamo stimata, vale da 1,3 a 1,5 miliardi. È tutta spesa carsica, non gestita, non ottimizzata, non trasformata in valore a dividendo sociale. E quindi le famiglie sono doppiamente abbandonate perché contribuiscono alla cosiddetta assistenza sociosanitaria, la finanziano 3 volte, perché la finanziano con la solidarietà fiscale, la finanziano quando consumano con l'IVA al 22 e la finanziano al momento del bisogno, cosa che esattamente la Costituzione non vorrebbe. Eppure succede. Ma se superiamo la soglia psicologica del 50%, a quel punto il sistema di fiducia implode. Allora, che contributo possono dare i comuni su questo? Grandioso, se volessero. Ecco, io chiedo a lei, Sindaco Lunghi, Vicepresidente, perché ha fatto un intervento prima iniziale proprio molto, molto forte. Ha detto io comunque capannoni, case seconde case, eccetera, è stato un esempio, andrò a gravare sui cittadini, non vedo sicuramente andrò a gravare sui cittadini per avere un'entrata per poter mantenere dei servizi. Non è possibile fare una finanza, dico finanza creativa, creatività, perché c'è qui la Presidente di Tiziano Vecchiato, perché ha portato degli esempi di creatività. Guardi, innanzitutto siamo ingessati su delle norme che ci impediscono anche di fare determinate cose. Faccio alcuni esempi. Un esempio che è da tempo che io sto andando in lungo anche con politici a livello nazionale, io non riesco a capire per quale motivo non possiamo far lavorare i dipendenti, gli operai in cassa integrazione. Per me un operaio che è in cassa integrazione, che prende
800 euro, 900 euro, quello che è l'indennità della cassa integrazione, deve starsene a casa senza fare niente. Mentre quelli in mobilità possono essere chiamati, quelli in cassa integrazione non possono essere chiamati. Allora noi abbiamo una platea di 600.000 persone in Italia, se non di più adesso, io sono rimasto a un dato forse un po' vecchio, ma sono 600.000 persone casse integrate in Italia, che hanno un reddito bassissimo, perché prendono alla fine 10.000 euro all'anno, è quello che gli danno la cassa integrazione, che per 1 o 2 anni prendono questi 10.000 euro e non possono lavorare. Cosa succede? Questi o stanno a casa e si deprimono, oppure lavorano anche in nero, tra parentesi, perché a loro è vietato lavorare. Allora, governo Renzi, io l'ho mandato una mail al governo Renzi su questo, fa un decreto in cui dici i cassi integrati possono essere chiamati da altre industrie e dai comuni, chi li chiama, vuoi sbloccare il lavoro, gli paga la differenza di stipendio che prendevano prima, prendevano 1.400 euro, gli paga 500 euro, metti questi 500 euro netti, essendo tasse, essendo contributi, perché quelli ce l'hanno già con la cassa integrazione, e lavorano 36 ore o nei comuni o in altre imprese, abbassi il costo del lavoro. Enti pubblici però. Come? Enti pubblici. Enti pubblici potrebbe anche essere, faccio un esempio però, lavoratori occasionali nelle campagne. E invece di pagarli 7 euro l'ora come fanno adesso, o 5 euro, perché questo è quello che sta succedendo. Però non è che fai Si concorrenza, prendono Concorrenza all'altro lavoratore, mentre sul questa pubblico posso essere situazione. d'accordo perché c'è un interesse Sì, ma sul privato generale, pensiamo- sul pensiamo privato no. anche al rovescio della medaglia. Ma infatti, noi abbiamo 600.000 infatti con i lavoratori in persone, mobilità già si fa però, questo, no? Sì, sulla mobilità sì, però noi abbiamo 600.000 persone in Italia che sono a casa e secondo me si deprimono anche alla fine. Hanno un supporto e basta, non hanno neanche futuro, perché se loro lavorano, può darsi anche che lavorando si possono anche creare qualche prospettiva di lavoro. Un attimo, però i lavoratori in cassa integrazione, il posto di lavoro ce l'hanno, è quello dal quale provengono? Sì, è vero, però sono anche quelli. Cioè voglio dire, molto spesso la cassa integrazione non è... Ma saranno quelli che vanno a finire in mobilità e licenziati in questo momento storico. Oggi purtroppo è così. Cioè non parlo della cassa integrazione. Oggi purtroppo è così, ma vedi che allora la cassa integrazione non è più quella che era stata pensata originariamente. Va modificata. Sì, sì. Perché deve essere solo un perché la cassa periodo. integrazione è quella, c'è il momento di crisi di 3 mesi, mi va bene, ma qui non è più così. Qui ormai la cassa integrazione è diventata un'indennità di disoccupazione, di parcheggio per 2 anni, più 2 anni di mobilità, per 4 anni paghiamo Dopo queste l'impresa persone. chiude. E dopo sono licenziati, disoccupati e non trovano niente da fare. Allora questa è una di quelle cose che dovrebbe essere corretta a livello centrale e che poi ogni comune si dovrebbe dar da fare, e io credo che bisogna intervenire anche sui privati, cioè facendoli coinvolgere anche nei privati, studiando come, cioè non deve essere una mano d'opera a basso costo che dà solo vantaggio al privato, bisogna trovare il sistema che il basta privato... che non porti via lavoro ad altri, perché questo è il rischio, attenzione, l'azienda si porta a casa questi qua, poi non No, occupa. ma si può trovare il sistema, bisogna studiarlo. Questa è una modifica grossa del nostro welfare che bisognerebbe fare. È un bigone. Stiamo parlando di una cifra enorme, di un numero aggiungere elevatissimo di persone. Sono tutte cose interessanti. Guardi, Si colleghi anche quanto diceva Vecchiato, perché è un'emergenza abbastanza forte. Perché voi siete anche, rivestite anche la regione riveste con un ruolo cruciale. Due parole. E quando sono stata eletta la prima volta alla Giunta ho detto del sociale facciamo 2 termini. Uno invece del prodotto interno lordo usiamo benessere interno lordo. Vabbè, e poi sì. del bilancio, parliamo del bilancio di pari opportunità, che non significa donne e uomini, al di là che sia maggioranza donne. Pari opportunità perché? Perché anche il sociale deve avere le sue somme a disposizione, è inutile che diciamo sempre le priorità sono altre. La Giunta dà le priorità all'interno della propria amministrazione, o quantomeno dà il sindaco. Da lì siamo partiti creando dei servizi che devono essere sicuramente di qualità, oltre alla struttura devono anche essere i servizi, la qualità, e la persona deve essere messa al centro del sistema, perché altrimenti non ne andiamo a capo. Cosa succede? Succede che assistenzialismo non deve essere fatto perché la persona ha dignità. Siamo in un momento adesso di crisi enorme, dove le persone vanno in comune, non vanno a Roma, vanno in comune. Alla moglie che mi viene a dire che il marito è a casa da 15 giorni e che dorme tutto il giorno perché non ha il lavoro, io non mi devo porre il problema di che cosa deve fare il governo, perché il governo ha dei tempi diversi da quello del comune. Io ho il cittadino in paese e rischio una crisi a livello della famiglia. E questo succede in ogni famiglia ultimamente, almeno uno ha perso il posto di lavoro. Queste sono le percentuali. Cosa devo fare? Ho creato un po' il lavoro.
Ma questo lo stiamo facendo tutti noi, però creiamo poco spiego lavoro. solo un progetto che abbiamo fatto, 2 secondi. Abbiamo fatto un progetto lavoro con dei voucher, la Regione dava la possibilità, noi attraverso l'ultimo decreto noi. Credo che tutti i comuni del Veneto l'hanno fatto. Abbiamo messo a disposizione appunto delle somme, circa 50.000 euro, il paese di 7.000 abitanti, oltre a quello che è stato il contributo abbiamo fatto vari progetti. Tra l'altro, oltre a quelli mobilità, eccetera, perché giustamente che quelli a casa non stanno bene, devono lavorare per la comunità. Qual è il problema? Che bisogna crearlo anche il lavoro. Ad esempio, noi oltre al sociale abbiamo anche come priorità l'ambiente e il territorio. Ho detto a Povegliano, nel territorio pubblico non si usano i diserbanti. I lavoratori tirano via l'erba per strada spesso, no? Allora trovo un dipendente, il nostro addetto, quest'estate mi fa, ma sindaco, e noi tiriamo via l'erba, ma perché non usiamo i diserbanti? No? Allora, mi sono fermata con lui e ho spiegato il motivo per il quale non usiamo, al di là della qualità di vita, ovviamente, del diserbante che è meglio evitarlo, ma anche per lavoro. La quantità di lavoro. Esatto, dobbiamo crescere insieme, cioè noi non dobbiamo solo amministrare, noi dobbiamo condividere con i nostri cittadini, cercare di crescere insieme. Alla fine ha capito il concetto. Ma noi se non spieghiamo le nostre idee ai propri cittadini, non cresciamo, non cambierà mai niente, perché se abbiamo solo a disposizione le somme di denaro, le diamo, facciamo assistenzialismo, ma è finita lì. Ma abbiamo dei vincoli terribili, non possiamo dare più di 2.500 euro di voucher all'anno a uno. No, è stato aumentato. Hanno aumentato. Ma se l'hanno perché dicevo è stato aumentato, vedi, il governo, vedi che il governo Renzi l'ha aumentato. A 5.000. 5.000 Era raddoppiato. Era Quindi raddoppiato. una persona che ha ma se prima era mobilità, 2005, che prende 800-900 euro, cioè, diamo quei 500 euro al mese, va a 1.300-1.400 euro all'anno. sì, ma Abbiamo rispetto ai il vincolo, 2005 sì, che era veramente poca cosa. Ma non capisco neanche perché mettermi il vincolo, dico io. Perché mi devono mettere che io non posso coinvolgere un cittadino disoccupato e gli devo dare 400 euro al mese? C'è un limite oltre il quale non puoi andare, che è quello della competition con il lavoratore. Cioè, il problema è che questi lavori, ma per questo io prima ti dicevo, devono essere legati al pubblico, perché ci deve essere un interesse pubblico che spiega e giustifica perché paghi solo 5.000 euro un lavoratore, perché se no diventa, se tu addirittura lo allargassi al privato, figurati, No, ti piglio io parlavo della cassa integrazione. 100 lavoratori e assumo 100 a 5.000 euro. Io parlavo della C'è cassa questo integrazione, rischio, parlavo di una No, cosa diversa. sì. Qui stiamo parlando dei voucher, questi sono i dei voucher. No, Questi sono i riprendiamo voucher. il discorso, vi do la parola subito un attimo. Dobbiamo andare Però- Non è in solo cassa per i fuori. disoccupati però, no, perché bisogna anche un attimo spiegare. Velocissima, Sono poi 3 facciamo progetti pubblicità. che permette lo Stato. Allora, disoccupati, giovani, sempre dando sì, i voucher, sempre eccetera, disoccupati. e pensionati, no, sempre. Come, i Sono 3 giovani progetti. disoccupati, No, giovani possono essere anche studenti, disoccupato è quando uno non ha il lavoro. Insomma, inoccupati, questa li è- chiami come vuoi che non questa hanno è- reddito. No, ma Vabbè, io comunque, credo che la torniamo su precisione... questo discorso della parola anche a Vecchiato, un attimo solo, pubblicità rapidissimi.